Guardate cosa vi aspetta a Caronia per l'evento Porcelli e Porcini. Lo spettacolo della Sicilia, soltanto noi. Ciao amici di Bella Sicilia! Abbondiamo con la salsiccia, crema di funghi, cipolla caramellata e diciamo il top dei panini di oggi. Amici di Bella Sicilia, guardate bei funghi. Solo noi. Queste sono le famose stigliole. Budello d'agnello rotolati nella cipolla e nel grasso anche di agnello. Olè. Strozzapeti pronti, li stiamo calando adesso e li condiniamo con funghi e salsiccia. Olè. Spettacolo e profumo, strozzapeti, funghi porcini e salsiccia. Impossibile mancare oggi e domani a Caronia per Porcelli e Porcini. Vi aspettiamo allo stand di Luana e Davide. Oggi prepareremo la pizza fritta. Il ripieno con funghi, salsiccia e mozzarella. Adesso va chiuso. Lo chiudiamo per bene. 2 minutini ed è pronto. Guardate che spettacolo! Qui a Caronia per Porcelli e Porcini. Anche questa specialità. Panino con pomodoro e acciughe salate. Intanto un pochino di pasta, così viene più saporito, e olio. Certo, invitiamo tutti a Caronia a venire per Porcelli e Porcini. Abbondiamo e ci siamo con le tagliatelle, funghi porcini e ovuli, un po' di prezzemolo. E guardate cosa vi aspetta a Caronia per l'evento Porcelli e Porcini. Cosa ne pensi di questo evento? Bellissima, noi già da diversi anni che veniamo ogni dove anno venite? da Palermo. Quindi ogni anno per l'occasione saliamo qui al paese di Caronia, ma anche in estate comunque ogni anno siamo qui. Grazie. Complimenti! Grazie. Siamo qui nel nostro stand e stiamo arrostendo le mitiche bombette, la nostra fantastica salsiccia di suino nero e qui ci sono gli arrosticini. Ciao amici di Bella Sicilia! Sindaco, cosa possiamo dire di questo giorno? Questo giorno è più importante perché sabato ci aspettiamo un gran numero di visitatori nel pomeriggio e nella serata. Invitiamo ancora una volta tutti a venire a Caronia per Porcelli e Porcini. Come sarà articolata la giornata di domenica? La giornata di domenica sarà articolata già nella mattinata, ci saranno sempre le famose visite guidate verso il castello, ci sarà l'esibizione dei gruppi folk, poi spettacolo musicale a pranzo, pomeriggio sempre all'insegna dei gruppi folk e della calma e della tranquillità qua in piazza con il cibo e le specialità enogastronomiche, e poi in serata ci sarà l'esibizione di Toti e Totino e di Antonino Pisci, che è un artista di Caronia. E vi aspettiamo a Caronia, grazie sindaco! Ciao! Grazie!